A Scorzè c'è una polisportiva sicuramente numerosa per quanto riguarda le atlete tesserate nella pallavolo e di riferimento nella provincia di Venezia. La Libertas è una polisportiva che si occupa di 4 discipline: ciclismo, basket, pallavolo e atletica leggera, e opera soprattutto nel settore giovanile. Per quanto riguarda la pallavolo, quest'anno abbiamo circa 200 atlete tesserate e partecipiamo a tutti i campionati provinciali dall'Under 12 fino all'Under 18. La prima squadra milita in Serie C e sta conducendo un campionato di medio-alta classifica con un occhio rivolto alle giovani. La società ha sempre puntato su un progetto legato ai giovani e in quest'anno abbiamo inserito 4 ragazze dell'Under 18 nella prima squadra che grazie anche al loro apporto è cresciuta molto e in questo momento stiamo facendo bene nel campionato. L'importante adesso non mollare, però le ragazze sono impegnate anche nell'Under 18 con le semifinali dell'Under 18, quindi con la parte Venezia, e quindi in questo momento il loro apporto è molto importante per il nostro proseguo del campionato. Per quanto riguarda le atlete Under 18, appunto, ecco Elena Zanetti, al secondo anno con il gruppo della Serie C. Io seguo gli allenamenti solamente con la Serie C e qualche volta integro con degli allenamenti in Under 18, ma comunque riusciamo bene a sostenere le due cose perché gli allenatori sono molto uniti, quindi si parlano tra di loro e niente, comunque ci troviamo bene, non abbiamo difficoltà in questa cosa. Nel recente passato lo Scorzè ha conquistato anche un 4° posto nazionale raggiunto dall'Under 13. I ricordi più belli sono le finali che abbiamo fatto con l'Under 12 e quelle dell'Under 13, poi le nazionali, e sono state bellissime. Per il tecnico della Serie C l'obiettivo stagionale si sdoppia. Attenzione alla classifica ma anche alla crescita sportiva delle atlete. L'obiettivo della società è sempre stato quello di guardare in alto, quindi l'obiettivo più importante per me invece è far crescere le atlete, far portare delle novità, portare delle valutazioni migliori e nuove su questo progetto. Nonostante il divario di età fra le componenti della Serie C, si è già instaurato un ottimo feeling. Sì, ci sono diverse età, dalle più giovani, comunque anche di nuove, non solo del vivaio nostro, ma comunque non si nota la differenza né in campo né in spogliatoio né in nessuna parte, cioè alla fine siamo un bel gruppo, quindi nessun problema per le differenze di età. Parliamoci chiaro, la SAV Libertas Scorzè non ci sta a recitare un ruolo di outsider in Serie C e quest'anno vorrebbe iniziare a togliersi qualche soddisfazione. Quest'anno la squadra è stata rinforzata, l'obiettivo è fare un ottimo campionato, nessuno in altezza, l'importante è un attimo integrarsi, c'è stata un po' di difficoltà all'inizio nell'integrazione perché ovviamente più di metà squadra sono nuove, però alla fine adesso stiamo un po' riprendendo l'amalgama del gruppo, quindi speriamo che proceda sempre così. Staremo a vedere quale sarà allora il finale di stagione. Per il futuro, la Libertas Scorzè ha già instaurato collaborazioni importanti. Sono già 3-4 società che noi stiamo collaborando con scambio di atlete e cercando di portare quell'esperienza magari maggiore che puoi avere come società che è da decenni che è nella Serie C, portare questa esperienza nel territorio anche attraverso la combinazione allenatori, perché gli allenatori nel nostro settore sono importantissimi per la crescita dei ragazzi, quindi quando più alta è la qualità degli allenatori nei settori giovanili, tanto è più alto il lavoro che si riesce a fare.